Quando non ci sarò più è là che sarò. Sarò lì, nel sole che asciuga i tuoi panni stesi, nell'umido delle lacrime che per gioia o dolore ti solcano il viso, nella pietra che raccoglie e poi lanci, nei tuoi occhi quando ti specchi, nel fiore che qualcuno ti darà, nella ciocca di capelli che copre il tuo sguardo, nel vento che muove le foglie, nell'acqua che bevi, nel filo del ragno, nella strada che fai, nelle parole che dici, nel sale del mare, nella terra che è sotto i tuoi piedi, nel bacio che riceverai. Quando non ci sarò più è là che sarò. I sogni ti sono colati dagli occhi e io li ho raccolti. Li terrò con me perché non si perdano. Aspetterò e riconoscerò chi potrà sognarli. Avrà il tuo sguardo che mi trafiggerà ancora una volta. Eredità di eredità è la vita. Ti concedo oggi per le lacrime, perché domani è arrivato e l'occhio pulito vede più in là e la mano lo segue. Ciao Vrarigaru, Asibiri, Pietro Mungula. Siete altro, vi do la chiave sulle gambe da bere, andate subito via, subito in sopra. E voi chi fate entrare qui, via. Osvaldo è malato, non lo vogliono far vedere a nessuno, perché secondo me se ti sei ammalato, e poi proprio tu Roberto, quello con 2 orecchini, secondo me se ti sei ammalato è colpa tua. Allora lì sì che mi sono messo a studiare e a domandarmi: ma perché l'animo umano sente la necessità di attribuire una colpa a chi si ammala, che già c'è il guaio suo di essersi ammalato? E mi sono messo a studiare i filosofi della medicina e in particolar modo sono incappato in un chirurgo, un virologo, un uomo che ha scritto dei libri dove ho trovato le risposte alle domande che mi ponevo. Si chiama Paolo Maggi e per capire il suo pensiero dobbiamo partire da una considerazione semplicissima e cristallina. Il vero stato di eccezione, il vero stato di eccezione non è lo stato di malattia. Il vero stato di eccezione è lo stato di salute. Il nostro corpo, per sua conformazione, è destinato a consumarsi. Avete sentito anche prima. Siamo a tempo determinato, con una bella scadenza. E allora perché dare una colpa a chi si ammala se la malattia fa parte della vita? Noi ci facciamo carico del dolore e della malattia di tutti i bambini che, come Osvaldo, sono stati tenuti in casa perché la loro malattia era vergogna. Ci facciamo carico del loro dolore e della loro malattia. In realtà ci facciamo carico del dolore di tutti noi in questa piazza, e visto che siamo così tanti ce ne aspetterà soltanto un pezzettino a testa. Io mi faccio carico del vostro dolore come del mio dolore e della mia malattia si fece carico una ragazza di Sasferate, permettendomi oggi di essere qui e di arrivare un giorno al momento in cui vi lascerò e mi permetterà, come disse Gabriele, mio padre, sono stato un uomo fortunato. I lumini vi sono stati dati così è difficile aprirci.